Bad Romance. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, chi disturba per l'ultima puntata? Buongiorno, buongiorno, Iachino, come sta? Buongiorno. Insomma, che è successo? Che è successo? L'ho saputo. Un po' me ne fotto, però va bene lo stesso. Cioè, con i figli di Slovacchia. Sì, signore. Sì, signore. Figli di una Slovacchia non siamo. Tra l'altro. Anche in maniera, diciamo, piuttosto. Ma poi a Nuova Zelanda, come pareggiamo con la Nuova Zelanda. E vabbè, ma non stiamo qui a trasturare. Ma Nuova Zelanda, non male. Non l'hanno visto mai, mollone turno. Dai uno sull'orecchio. E noi che dovremmo essere invece lì i padroni del calcio abbiamo fatto un po' questa figuraccia. Questa cosa c'è Orazio che è avviato un managnone, mi creda, che ghiaccia da ieri. Da ieri 6 che Orazio non si era copigliato. Orazio, era copigliati. Come tanti italiani in fondo, come tanti italiani. Scusa un attimo. Pare. Che sono soldi africani. Ma lei li chiama Bare, però scusi, Pare, come ti chiami? Buana. Ma che buana? Munga. Ma che munga? Come ti chiama? Ma lo chiami in inglese, almeno vi capite, lo chiama my friend. My friend, non mi sta mano, my friend. No. Eventualmente ho con me uno e lo mando fino lì in Sudafrica. A giraffa, mettila su una volta bagagli. Ma scusi, come cazzo andai 126 a giraffa? Cannaruzzone. No, aspetti. Sembra sudafricano. Mi faccia capire una cosa, cosa fa la giraffa sulla 126? Stiamo tornando a casa, non fare pesci che facciamo giocare. Scusi, con una giraffa? Sì, la giraffa sola, ne stiamo portando un po' di animali così, souvenir, diciamo. A uso. Tenemo un garage, un dolcettino, un bottiglio, vediamo che potevo fare. A uso arca, insomma, la vostra 126. La giraffa è un animale di cortile. Sì, appunto. E invece un altro magari la puttana la mettiamo in un bottiglio. Fare che le uova? Mettere la 126, che se sto con ascolti, guardi, io l'ho capito, però non vorrei che vi incontri qualcuno, magari non lo so, di qualche ente addetto alla protezione degli animali e vi crei qualche problema. Scusate, sì, vabbè. Ma come fate? Oh, ma non si porta il rinoceronte? Ma Capoleato. Ma non lo dica alla radio, ma sta scherzando? Non fare il ragù del rinoceronte. Non hai fatto mai un ragù del rinoceronte? No, guardi, io grazie al cielo il ragù di rinoceronte non ne ho mai mangiato, guardi. Ma guardi, io non ci devo. Prende il capoleato del rinoceronte, che si fa fare un soffritto con un po' di accia, un po' di carotina. L'accia che non manca mai. Non manca mai, l'olio d'oliva, e poi che ci vuole magari un po' di olio di cocco, che se non ci mettono l'olio di cocco, certo, anche olio di gomito, direi. Esatto, dopodiché si fa soffriggere, diciamo, il rinoceronte e poi dopo che ha finito di fare sempre tutto quanto quella lavorazione normale, ci metti pelate, un po' di sessina, perché una cosa fa certo, ci mancherebbe. Dopodiché, diciamo, alla fine quando lei serve prende un corno del rinoceronte e ci ratta bello sopra, hai capito? Scusi, ma chi lo toglie il corno al rinoceronte? Orazio per spoppare il rinoceronte che è il numero 1, anche sa fare rinnovato non si nudo. Non ha neanche un'attrezzatura particolare, così a mano nude, in pietra. Con taglio ugne, siamo con addosso la taglio ugne. Sì, esatto, bene. Io ti spoppo un rinoceronte sano, pulito. Bravo. La vostra se può mettere esposti a Etnoland, tipo che il rinoceronte. Gli deve avere, sapere di una volta, no? Sì, bene. Quindi va servito dentro. Momento, i scimi no, anche le davanti, che terrena poi fare un bordello. Ma allora, ascolti, mi faccia un po', diciamo, un riassunto di quello che sta accadendo. In automobile, uomini, quanti siete? Quanti uomini siete? Io, Orazio e Sandro. Bene, e quindi 3 uomini. Più scimmie, quante scimmie? Scimmie se ne voglio 4. Ma 4 però stiamo mettendo belle imballate, hai capito? Ho capito, sottovuoto. Certo, ci diciamo so carucciato. Poi una giraffa sul portabagagli. Esatto. E il rinoceronte a mo' di scusa. Mare, ma sta giraffa ora questo quadro lungo, ci passano casello da San Gregorio. Ci passano casello. Cosolato, giraffa, come eravamo che tu leggi scritto San Gregorio, che alla testa, senti. Quindi il capo allora è 3 uomini. Una cosa, perché c'è una cosa andare no. Ma poverina. L'unico problema è che Sandro deve viaggiare tutto il tempo con razzo da fuori a questa cosa in mano, capito? Che quando ci soppondi c'è la testa, giraffa, potrebbe anche farsi male, dico, non tanto per la giraffa. Guarda, noi torniamo, che fa? La veniamo a trovare allora? Con piacere, però
senza giraffa se è possibile. Non ce lo vuole giraffa. Magari vada per le scimmie sottovuoto, però la scimmia. Che può portare? Che può guarda, no, guarda. Un attimo. Ma no, guarda. Sandro! Sì. Sandro, quando copriamo? Guardi il copra. No, grazie, guarda. Il copra non è un serpente. Il copra non è una biscia. Il copra non è una biscia. Non è un cane che piscia quando la voce. Allora, ascolti, non va bene, semmai un semplice souvenir, ecco. Che cosa vuole? Ma sa uno di quegli oggettini, diciamo così, tascabili anche, non è un bello scoppione, lo vuole velenoso o non velenoso? No, ascolti, in legno, lo voglio in legno, in legno. Non abbiamo una mala di legno, poi ci siamo un soldato che ne portava una mala di legno. No, ma io non volevo un animale, l'ho detto ragazzi, non volevo un animale. Leo viaggia con mia davanti, va sì, bene? sì, Leo sì. viaggia con mia, va bene? C'è anche un leopardo. Certo, che ci mancasse. C'è anche un leopardo, bene. Io la saluto, ora ci dobbiamo mettere in viaggio, va bene? Chiachino, che dirle? Io la saluto, la ringrazio per... Con Piero ci eravamo, no? Dico di sì, eventualmente fate un paio di pause, mi raccomando, soprattutto per dare densa alla giraffa che magari potrebbe durante il viaggio creare qualche problema. Stiamo portando roba da mangiare, No, ma io non oso immaginare se all'improvviso la giraffa dovesse vomitare, per esempio. Ma tanto io mi sono super a bagagli. Appunto, potrebbe creare qualche problema. Faccia attesa, metta una sacca, qualcosa. Sandro, a giraffa, votano nella banca, che su vomito da terreno, va bene? Avanti, arrivederci. La saluto, buon viaggio e buon rientro.